Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. È partita da Levico Terme la stagione della corsa campestre che punta il mirino sui campionati europei irlandesi di Dublino del 12 dicembre. Al cross della Valsugana i nostri hanno risposto alla grande. La campionessa in carica Ilaria Bruno dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli ha vinto sui 4 chilometri delle Under 20 ipotecando un posto per la trasferta irlandese. Massa Costa, compagno di squadra della Bruno, si è classificato secondo sui 6 km della gara junior. Prestazioni scintillanti sui 10 km degli assoluti anche del duo della Trieste Atletica. Samuele Della Pietra, categoria promesse, è giunto sesto e Tobia Beltrame nono. La seconda prova di selezione si svolgerà a Osimo, Ancona, e l'ultima, domenica 21 novembre, è in calendario a Prosecco, Trieste, con la Carsolina Cross. E dal cross alla strada. Ai campionati italiani di mezza maratona di Roma, vittorie di Ilia Saouani dell'Atletica Casone Noceto e Giovanna Epis, veneziana dei Carabinieri. Francesco Nardone della Gemona Atletica, allenato da Renata Toffolo, termina 24esimo in 1 ora 6 e 21, l'impegnativo trittico di mezze maratone disputate in un mese dopo quella di Udine e di Valencia. Dopo la Faedis Canebola, di cui riferiamo tra poco, ecco un'altra competizione dalle analoghe caratteristiche tecniche. Sulla distanza di 6 km e con dislivello di 450 metri si è svolta ieri l'Azzurrissima, corsa in salita da Nimis a Chialminis. Organizzata dall'Atletica Dolce Nord-Est di Stefano Chiabai e dai suoi collaboratori, l'Azzurrissima ha preso il via dalla cantina Comelli per raggiungere la piccola frazione di Chialminis, la più in alto rispetto alle altre del comune di Nimis. Si trova infatti a circa 750 metri sul monte Bernadia. Un'ottantina i runner che hanno dato vita a questa edizione, con vittorie di Paolo Della Mea, Aldo Moro Paluzza in 29,57 e Samantha Mattiussi, Malignani Libertas Udine in 35,43. Della Mea si è imposto grazie a un ottimo finale su Denis Manazzone, Atletica 2000, secondo in 30,31 e Fabio Stefanutti, Atletica Buia, terzo in 30,47. Quarta posizione per Patrick Merluzzi dell'Aldo Moro Paluzza e quinta per Giacomo Iaiza del CUS Udine. La Mattiussi ha regolato Giuliana Driutti a SD Mostro Run, seconda in 38,39, che sta ritrovando i ritmi di un tempo dopo un'assenza per maternità. Terza piazza per Claudia Fioriti, figlia d'arte dell'Atletica Buia, in 41,22. Dario Schiavi e Marino Zamparo hanno velocemente sbrigato le operazioni cronometriche, sfornando con celere puntualità le classifiche ufficiali. E ora la parola a Greta Iuri. La 38esima edizione della cronoscalata Faedis Canebola si è disputata sul solito percorso che dal capoluogo e dopo 1,5 km di piano affronta la salita che porta al traguardo, posto all'altezza della chiesa di San Giovanni Battista, all'ingresso dell'abitato della graziosa frazione che si trova a 669 metri sul livello del mare e dalla quale lo sguardo può spaziare, nelle giornate di sereno, dalla pianura friulana fino alla laguna di Marano. La corsa ha 2 nuovi leader che entrano nell'albo d'oro di questa storica gara ben organizzata dall'Atletica Buia di Moreno Molaro e Francesco Tamigi. Tobia Beltrame della Trieste Atletica ed Esther Vangui della Sport Project di Domodossola. Canebola, con i suoi 103 abitanti, ha assistito incuriosita agli arrivi dei runner e all'insolita animazione che ha rotto un silenzio che quassù regna sovrano. Poco più di un centinaio i concorrenti al via e subito davanti a fare l'andatura i keniani Osea Kiplagat Kemunian, Sport Project, e Taite Dante Kasu, Atletica San Biagio. Quest'ultimo, tra i favoriti, a metà gara si ritirerà. Beltrame e Giulio Simonetti, Gemona Atletica, dopo aver raggiunto e superato Kemunian, se la sono giocata ed è stato l'isontino Beltrame, a suo agio su questo tipo di salite, a imporsi su Simonetti, buon secondo in 31 netti, mentre ha mantenuto la terza posizione Osea Kiplagat Kemunian. Quarto e quinto posto rispettivamente per Matteo Fantin, Bruniera Friuli Intagli, e Paolo Della Mea, Aldo Moro Paluzza. Sentiamo quello che ci hanno detto all'arrivo Beltrame e Simonetti. Tobia Beltrame, fresco di vittoria qui alla Faedis Canebola, la prima volta che partecipi a questa gara? Sì, la prima volta, mi piacciono molto le cronoscalate e nonostante la gara di ieri avevo quindi molta voglia di provare questo percorso. La gara di ieri, ecco, un bellissimo tempo in un percorso difficile, 1 ora e 8 e spiccioli, la stanchezza oggi non c'era.
La stanchezza non c'era, diciamo che ieri ho detto vediamo come sto domani mattina, se le condizioni sono buone vado a gareggiare. Devo dire che ho corso bene, non ho mai in reale fatica e sono molto contento per questo, vuol dire che sto facendo un buon lavoro, vuol dire che la condizione c'è e quindi ecco sono veramente... È una gara veramente molto intelligente perché non hai seguito la ritmica che avevano impostato all'inizio, tu hai fatto il tuo tempo, il tuo ritmo e sei andato su in progressione anche nel finale. Sì, sapevo che la gara si vinceva in salita, quindi andare fuori giri subito nella prima parte di falso piano, perché la prima parte in realtà non era piano, significava pagare le conseguenze dopo, per cui mi sono relativamente tenuto senza perdere di vista i primi e poi appena iniziata la salita ho iniziato insomma, a salire al mio ritmo. Poi hai messo dietro uno specialista molto importante, qui Simonetti, quindi la tua condizione è ottima, adesso aspetti le prossime gare che saranno i cross. Aspetto le prossime gare, correrò i cross come allenamento e diciamo, vediamo poi in futuro a cosa si può puntare. Mi piacerebbe correre ancora su strada, magari in inverno, trovare qualche mezza, qualche 10 km un po' veloce per migliorare i miei tempi. Ti seguiremo, siamo curiosi di vedere, progressi infiniti, avanti così Tobia. Grazie Renato. Giulio Simonetti, secondo oggi alla prima apparizione qui alla FAI di Scanebola. Probabilmente un pochino di rammarico perché è una vittoria che potevi anche giocartela, ma oggi mi pare che Tobia è andato molto, molto forte. Sì, oggi decisamente lui era più forte, è mancato a me probabilmente il ritmo di base, diciamo, sulla corsa in piano, perché qui è, diciamo, una corsa abbastanza pianeggiante all'inizio, ma poi sale, ma non sono le pendenze a cui sono abituato a correre. Però tutto sommato sono relativamente soddisfatto di come ho corso. Ti sei difeso benissimo, questa è una pendenza evidentemente che non è delle tue corde, le tue corde sono ben altre, ti abbiamo visto tutte le imprese che avete fatto quest'anno con la tua squadra su per le montagne, quindi questa è un'esperienza buona. Non sono le pendenze dello Spinotti. La stagione sta finendo, hai in testa qualche cross o qualcos'altro, delle vertical o c'è ancora in calendario qualcosa? Ma adesso più o meno, come hai detto, la stagione è finita, penso che farò un po' di pausa, poi vediamo se riesco a preparare le campestri. Dipenderà un po' anche da quanta neve farà a Ugovizza dove abito adesso, quindi vedremo insomma come evolve. Certo, in bocca al lupo, comunque questa esperienza nuova per te è stata positiva perché il secondo posto. Quanto ci hai messo? 31,01 io. Sì, è un bel andare. Sì, sono soddisfatto, dai. Tra le donne, vittoria senza storia della 23enne etiope Esther Wangui della Sport Project in 36 e 46. Subito davanti a buon ritmo, la ragazza del team piemontese ha preceduto al traguardo Arianna Del Pino, 22enne giovane speranza dell'Atletica Buia, che ha terminato la prova in 39 e 18. La Del Pino 2 anni fa era giunta ancora seconda in 39 e 20 e aveva vinto, ancora 19enne, l'edizione del 2018. Terza posizione per Samantha Mattiussi, Malignani Libertas Udine, in 40 e 16 e ai piedi del podio Jessica Calaz, Atletica Buia. Quarta è una smagliante Alessandra Gratton, Master 60 del gruppo Marciatori Teenager, che non sembra sentire il peso delle primavere che passano. Sentiamo quello che ci ha detto Arianna Del Pino a fine gara. Arianna Del Pino oggi seconda, come 2 anni fa. Una bella prestazione comunque, c'era un etiope davanti a te, non potevi raggiungerla, però mi pare che hai fatto un buon tempo. Sì, sono contenta della gara perché comunque, appunto, essendo comunque arrivata seconda, ho fatto girare bene la gamba, mi sono divertita soprattutto e è venuto anche un buon tempo, ho potuto anche registrare un buon tempo e sono contenta. Sono tutti contenti e i tuoi compagni di squadra e anche le ragazze, quindi avete fatto il vostro dovere per la società che organizza questa manifestazione da molti anni. Adesso tu hai in programma qualcosa, le campestri o qualcos'altro? Sì, adesso ho in programma le campestri, ci sono 2 campestri a novembre, c'è la Carsolina a Trieste e altre 2 campestri di Coppa Gorizia e dopo si andrà a gennaio col nuovo anno. Certo.
e vediamo come va questo nuovo anno. Preparazione come la fai? Adesso abbiamo iniziato preparazione invernale, adesso siamo in un periodo di tanti chilometri, quindi tanti lunghi, esatto, e tra poco inizieremo anche con il potenziamento. Ti alleni in gruppo, ti alleni da sola? Mi alleno in gruppo a Buia, sempre con la società, e quindi passa anche meglio l'allenamento. Ecco i vincitori e le vincitrici di categoria. Allievi: Raffaele Sdrigotti, Libertas Friul Palmanova. Juniores: Matteo Del Piccolo, Atletica Buia. Promesse: Gianluca Witt, Atletica Leone San Marco e Arianna Del Pino. Seniores: Tobia Beltrame ed Esther Vangui. M35: Fabio Stefanutti, Atletica Buia e Samantha Mattiussi. M40: Luca Di Bert, Aquile Friulane e Jessica Calaz, Atletica Buia. M45: Paolo Della Mea, Aldo Moro Paluzza e Francesca Morsut, Gialmicco Corse. M50: Alberto Serena, QS Udine e Anna Miani, Atletica 2000. M55: Carlo Spinelli, Sportiamo e Paola Grion, Atletica Buia. M60: Mario Buglian, Rancard e Alessandra Gratton. M65: Fulvio Vezzi, Carne Atletica. Le parole del presidente della società organizzatrice. 38esima edizione della Faedis Canebola. Voi non finite mai di organizzare qualcosa? No, per noi era molto importante ripartire con questa gara che è un classico d'autunno. 38 edizioni parlano, insomma, il livello tecnico è sempre alto, quindi ci tenevamo in modo particolare. È andato tutto bene, mi pare, liscio, corridori forti anche hanno partecipato, ormai questa è una classica. Sì, siamo molto soddisfatti anche dell'aspetto tecnico. Oggi è una partecipazione di livello molto alto. Sì. Un centinaio lo fate sempre, i numeri non sono eclatanti, sono buoni, però a livello tecnico bisogna dire hanno sfiorato i 30 minuti, erano anni che non si facevano 30 minuti. Sì, da quel che ricordo erano un po' di anni che non ci si avvicinava a questo numero, ai 30. Oggi è una gara veramente di alto livello. Benissimo, Moreno, adesso tu avrai un'altra gara di alto livello. Presto, fra un mese. Sì, poco più di un mese, l'8 dicembre. Quest'anno riproporremo il cross sul Monte di Buia. Sarà una corsa, la stiamo preparando, due manche, femminile e maschile. E speriamo insomma, di fare una bella gara. Noi ce la mettiamo tutta per allestirla nel modo migliore. 2 anni fa l'avete fatta l'ultima ed era molto buona, anche qualitativamente molto importante, quindi siete... Allora, sparecchiare qui e cominciare a parecchiare là. Sì, questo diciamo era un po' un banco di prova, poi vediamo se facciamo meglio, siamo i più contenti, insomma, anche noi. Le premiazioni si sono svolte alla presenza dell'assessore comunale ed ex atleta Carla Fioritto, che ringraziato i runner e l'Atletica Buia, i primi per la fedele presenza e i secondi per la precisa organizzazione, sottolineando come eventi come questi siano utili a far conoscere un territorio che può offrire tanto, e per questo l'amministrazione è costantemente vicina a chi li sa valorizzare. Bump.